Buongiorno e benvenuti a questa ultima puntata del corso di formazione e di aggiornamento per amministratori e dipendenti di enti pubblici legata al friulano. Oggi parleremo di una cosa un po' particolare. Abbiamo visto fino adesso tutto un discorso sulla lingua friulana, se è lingua o non è lingua, sulle varianti, sulle norme nazionali, regionali, sulla situazione anche come si può dire, interregionale, nel senso di quello che succede nelle altre regioni fuori dal Friuli con le altre lingue minoritarie. Abbiamo fatto quindi un confronto di questo tipo. Abbiamo visto quali sono le disposizioni principali che riguardano l'utilizzo del friulano, quando, come può essere utilizzato nell'attività amministrativa, nella vita pubblica, quindi consigli comunali, uffici, eccetera, eccetera. Abbiamo visto quali strumenti possiamo utilizzare per, diciamo così, aiutarci a lavorare in friulano, quindi dizionari, traduttori, correttori, eccetera. Abbiamo visto anche quali sono i media, i mezzi di comunicazione che possiamo utilizzare sempre nell'ambito della lingua friulana per fare informazione e entrare in contatto, diciamo così, con i cittadini. Oggi chiudiamo approfondendo una cosa molto particolare, cioè ACLIF. Che cos'è ACLIF? Assemblee di Comunità Linguistiche Furlane, che poi è chi organizza questi corsi. Il nome stesso di ACLIF, Assemblea di Comunità Linguistiche Furlane, Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, vi fa capire un po' che cos'è. Si tratta di un organismo, di un'assemblea, appunto, cioè di una, chiamiamola associazione, va bene, che riunisce chi? I rappresentanti degli enti pubblici friulani. Nello specifico è un'associazione di sindaci. Possono aderirvi infatti tutti i sindaci dei comuni riconosciuti friulanofoni, cioè gli stessi di cui, se vi ricordate, cui abbiamo accennato quando abbiamo parlato della legge 482 e anche delle leggi regionali, cioè i comuni che sono individuati come comuni di lingua friulana. Ma quando è nato, come è uscito il ACLIF? Beh, ACLIF è nato con una legge regionale del 2014, la legge sul riordino delle amministrazioni locali. L'articolo 21 stabilisce al primo comma proprio l'istituzione delle ACLIF, o meglio, sono istituite, recita il comma 1, le assemblee di comunità linguistica, quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. Questo primo comma ci dà già due indicazioni fondamentali. La prima è che non esiste solo ACLIF, ma esistono o sono previste assemblee di comunità linguistica per ogni comunità linguistica di questa regione, quindi per i friulani, per i parlanti le forme germaniche e per gli sloveni. Queste assemblee infatti sono sì riconosciute e istituite dalla regione, ma in realtà partono dal basso, cioè nascono con un accordo tra i singoli comuni. Quindi nascono nel momento in cui i comuni le fanno nascere. La legge prevede l'istituzione ma non la impone. Altra cosa importante, sempre che possiamo dedurre da questo comma, è l'ambito di interesse di una assemblea di comunità linguistica. Non si occupa di lingua in quanto tale, non si occupa quindi di, per esempio, tutela della parlata, della grafia o cose di questo tipo, per i quali invece esistono altri organismi, in particolare c'è l'ARLEF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. ACLIF è invece appunto una specie di associazione, possiamo dire un sindacato, tecnicamente un organismo dove i sindaci possono incontrarsi, confrontarsi per affrontare i temi, tutti i temi di loro competenza in quanto sindaci, purché abbiano attinenza con la friulanità, diciamo, cioè con la dimensione friulana. Sempre lo stesso articolo, ma al comma 3 ci fornisce altre informazioni. Le assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali. Il terzo comma quindi ci specifica più nel dettaglio gli ambiti di operazione e dice anche però un'altra cosa, che ACLIF ha funzione anche di consultazione, quindi
può interagire direttamente con la regione per diciamo collaborare per esempio anche alla formulazione di norme, regolamenti, leggi e così via. In particolare il comma 4 aggiunge ancora un dettaglio sempre in questo contesto che vi ho appena detto. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche, i progetti di legge regionale, gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze sono approvati previa consultazione delle assemblee di comunità linguistica. Questo comma stabilisce che sì, le assemblee di comunità linguistica possono collaborare e interagire con la regione, ma che in particolare quando la regione vuole svolgere delle iniziative legate proprio a una minoranza linguistica, deve necessariamente ascoltare l'Assemblea di Comunità Linguistica. Nel caso nostro specifico dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, questo organismo ha preso vita concretamente nel 2015 con la sottoscrizione dell'atto fondamentale da parte dei primi 50 comuni aderenti. Al momento attuale sono 138 i comuni che aderiscono ad ACLIF. Sono comuni presenti sia nella ex provincia di Udine, ex provincia di Pordenone e in parte della ex provincia di Gorizia, ma rientrano anche alcuni comuni estranei alla regione Friuli Venezia Giulia, esterni, che si trovano nel Portogruarese, quindi nella zona del Friuli storico. In particolare in questo momento ce ne sono due, ma i comuni riconosciuti friulanofoni, come abbiamo già detto in precedenti occasioni, sono 7. La sede di ACLIF è per norma statutaria ospitata presso uno dei comuni aderenti, quello che esprime il presidente, per cui diciamo la sede è, possiamo dire, tra virgolette, itinerante a seconda del presidente che c'è. Per aderire un comune deve produrre una delibera consigliare, quindi non è un atto diretto del sindaco o della giunta comunale, ma è necessaria una delibera del consiglio comunale in cui si accetta lo statuto di ACLIF e si chiede di aderire. Adesione puramente, assolutamente gratuita. Ma che cosa fa in concreto ACLIF o che cosa ha fatto in questi anni? Beh, diciamo che genericamente si è impegnata su tutti i fronti legati alla tutela dell'identità friulana, della lingua friulana e così via. Nello specifico, una iniziativa molto importante che ha assunto ACLIF negli ultimi anni è la campagna per sensibilizzare su una maggior presenza della lingua friulana, ma anche in generale del Friuli, sulla RAI, perché la rete pubblica è tenuta a fornire un servizio, diciamo, anche rispondente alle minoranze linguistiche, quindi non solo per il Friuli, ovviamente per i friulani, ma in Valle d'Aosta per i francesi, in Trentino Alto Adige per i tedeschi, per i ladini e così via. ACLIF ha operato di concerto con la regione, con Arlef e con altre associazioni come la Filologica e così via, proprio per informare, per sensibilizzare su questo aspetto e spingere, diciamo, la RAI a dare maggiore spazio di visibilità al Friuli. Come si vede dalla slide, anche una delle iniziative in questo ambito, per esempio, è stata una campagna di informazione capillare nei comuni friulani proprio sul discorso di dare più spazio al Friuli e ai friulani in RAI e una campagna che ha avuto l'adesione di quasi tutti i sindaci della regione. Sullo stesso argomento anche è stato organizzato un convegno molto importante, un convegno che si è svolto in videoconferenza perché era ancora un periodo di Covid, ma che ha visto la partecipazione di esponenti importanti nell'ambito della comunicazione anche a livello nazionale, con dirigenti della RAI, esponenti dell'ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri e rappresentanti delle diverse minoranze linguistiche in Italia, dai valdostani ai sardi, ai ladini e così via.
Sempre a proposito di convegni, oltre a questo sulla RAI, successivamente per esempio è stato organizzato un convegno dedicato all'amministrazione locale nei territori di lingua minoritaria, quindi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le altre minoranze, che poi è il convegno dal quale abbiamo tratto alcuni spezzoni nelle puntate precedenti proprio per capire come funziona. Questo convegno è stato anche questo assai interessante perché ha fornito degli spunti di confronto, di approfondimento per tutti i sindaci, si è svolto a Capriva in Villa Russiz. Per tornare al tema della comunicazione, dell'informazione, Aclif ha avuto un ruolo attivo fondamentale, per esempio, per far nascere il notiziario Gnovis di cui abbiamo parlato la volta precedente e se avete notato in effetti nella sigla di Gnovis compare proprio il logo della Aclif perché è stato uno degli organismi che sono alla base della nascita di questo notiziario. Senza contare poi la collaborazione con gli altri organi di informazione, ne cito due solo così a titolo di esempio, Radio Onde Furlane in campo radiofonico e La Patria dal Friuli in campo diciamo della stampa stampata. Grazie alla disponibilità della regione, Aclif poi ha avviato anche delle iniziative specifiche più mirate proprio ai singoli comuni come servizi. Uno di questi, per esempio, è quello della segreteria telefonica bilingue, un'idea nata da una iniziativa pilota partita per la prima volta dai Ladini che abbiamo trovato molto interessante e l'abbiamo cercato di applicare anche qui in Friuli. Ovviamente una parte dei comuni ha aderito al progetto, non tutti perché le nostre iniziative diciamo così, sono libere, sono aperte, nel senso che Aclif propone delle iniziative, i comuni sono liberi naturalmente di recepirle, di farle proprie, di adottarle oppure di rinviarle ad altre occasioni se lo ritengono. Nel caso specifico della segreteria telefonica bilingue, che cos'è? Semplicemente considerato che anche il telefono è uno strumento di, diciamo così, di accesso all'amministrazione pubblica, nel senso che il cittadino che telefona in comune spesso si trova il messaggio registrato dalla segreteria telefonica che lo orienta, no? La classica telefonata, benvenuti nel comune di, selezionate 1, 2, 3 e così via. Beh, abbiamo pensato se il friulano come lingua ha pari dignità dell'italiano, questo è un campo istituzionale in cui è giusto che trovi applicazione. Ecco allora questa idea. La segreteria telefonica bilingue, così come è stata strutturata, non fa perdere tempo perché non raddoppia il tempo di attesa al telefono. Semplicemente fin dall'inizio vi propone di selezionare la lingua di vostro interesse, quindi quando un cittadino telefona si sente all'inizio della segreteria che dopo il benvenuto dice semplicemente se volete continuare in italiano digitate un certo numero, altrimenti se volete in friulano digitate un altro numero e dopodiché parte solo la sequenza nella lingua desiderata. Facciamo sentire un esempio preso dal comune credo di Muzzana del Turgnano. Buongiorno, siete in linea con il comune di Muzzana del Turgnano. Buondì, o sei in linea col comune di Muzzane. Per accedere al menu in italiano, digitare 1. Parlando in per Furlan, seleziona 2. Per fevelà con anagrafe, protocollo, uffici elettorali e statistiche, seleziona 1. Per l'uffici culture, seleziona 2. Per segretarie, seleziona 3. Per esonarie, seleziona 4. Per servizi di assistenza sociale, seleziona 5. Per l'uffici tecnic manutenzione e lavors publics, seleziona 6. Per l'uffici PSR, seleziona 7. Per biblioteche, seleziona 9. Un altro campo di applicazione dell'ACLIF, di impegno dell'ACLIF, è quello scolastico, non legato tanto all'insegnamento in sé del friulano, alle caratteristiche didattiche, perché questo ovviamente è il campo di altri enti, in particolare Arlef. L'impegno di ACLIF piuttosto è orientato in un'altra direzione, cioè quello di dare l'opportunità alle scuole del territorio friulano di sfruttare le risorse che hanno a disposizione, sfruttare le norme che esistono e che potrebbero agevolare queste scuole, ma che non sempre sono conosciute in maniera adeguata, non sempre vengono applicate. Tutto è nato perché ci siamo accorti a un certo punto che spesso gli stessi dirigenti scolastici e le amministrazioni pubbliche, anche per il fatto che c'è ovviamente un certo turnover,
non conoscevano del tutto le potenzialità offerte dalle norme sulla scuola. In riferimento in particolare al DPR 81, una norma del 2009 che di fatto riorganizza le attività scolastiche e fissa i tetti, i limiti delle classi, per esempio di formazione delle classi. Questa norma prevede esplicitamente delle condizioni di favore per le scuole che si trovano nei comuni di lingua minoritaria, cioè nei comuni dove è riconosciuta la lingua minoritaria. È il caso specifico del friulano. Le scuole che sorgono nei comuni riconosciuti di lingua friulana possono chiedere delle agevolazioni particolari, per esempio per la formazione delle classi, con un limite inferiore a quello che è invece il limite normale previsto per tutte le scuole. In questo caso, dunque, la tutela della minoranza linguistica si traduce anche in un vantaggio concreto, pratico, immediato, come servizi ai cittadini, nel caso specifico la scuola. La norma per la tutela delle minoranze dà la possibilità, per esempio, di derogare al numero minimo di alunni per classe e quindi di mantenere delle classi, delle scuole dove altrimenti non ci sarebbero i numeri e dovrebbero essere chiuse. Questa è un'opportunità importante, specialmente al giorno d'oggi dove tra calo delle nascite e problemi gestionali c'è la tendenza a chiudere le scuole, specialmente le secondarie, quelle dei paesi piccoli, in questo modo però depauperando il territorio. Come vedete, quindi quando parliamo di tutela delle minoranze linguistiche non facciamo solo un discorso di principio che pure è importante, ma poi ci caliamo anche nella concretezza delle scelte di tutti i giorni. Per tornare all'ambito scolastico, ma non delle scuole in sé, ma dei ragazzi, ecco un'altra iniziativa, per esempio, che è stata proposta proprio recentemente da ACLIF, un'iniziativa che è partita in collaborazione con il comune di Fiumicello Villa Vicentina nell'autunno del 2022. Si tratta del primo incontro tra i consigli comunali dei ragazzi dei comuni friulani. Questo incontro, a cui hanno partecipato decine di rappresentanti dei consigli comunali dei ragazzi del Friuli, rappresenta un punto di partenza per lavorare insieme con le forze nuove del Friuli, cioè con i ragazzi, con i giovani. I giovani impegnati nei consigli comunali dei ragazzi in qualche modo sono la speranza per il nostro futuro, perché sono esperienze che permettono ai ragazzi di imparare, di capire come funziona la vita democratica e anche di partecipare direttamente a questo. Entrare in contatto quindi con i consigli comunali dei ragazzi significa investire sul futuro. Sarà proprio questo uno dei settori, dei temi su cui ACLIF lavorerà con più consistenza nel prossimo futuro. Naturalmente ACLIF non è che riesce a fare queste cose ed altre da solo, perché da soli non si va da nessuna parte. È importante la collaborazione di tutti gli organismi, gli enti, le associazioni friulane che operano sul territorio, a partire dalla regione naturalmente, dall'Agenzia regionale per la lingua friulana, ma anche dall'università, il CIRF, il Centro Interdipartimentale per la lingua friulana dell'Università di Udine, così come la Società Filologica e tanti altri attori del friulano. L'importante è fare rete. Bene, con l'augurio quindi che ci sia una sempre più viva partecipazione da parte dei comuni che già aderiscono ad ACLIF nella vita dell'organismo e magari con la speranza anche che qualcuno di quei pochi comuni che ancora non ne fanno parte possano in futuro aderire, io chiudo questo intervento ringraziandovi per la pazienza che avete dimostrato in queste 10 puntate e vi do appuntamento, non magari con me direttamente, ma con altre persone, altri relatori più preparati su singoli temi specifici, per una prossima edizione di corso di formazione. Vi saluto e vi lascio la parola a me stesso per la parte finale della lingua friulana. Buona serata, ciao! Mandi a tutti e bentornati a questo corso di Furlan. Anche queste ultime lezioni, naturalmente vi darei un po' di robe sul Furlan, ma
sulla lingua furlane, ma hai pensato anche a una robe. Dopo nuf lezioni di regolis, di robe, di grammatica e tutto, forse sei un po' stufo, un po' strax, allora hai pensato di cambiare un po', no? Si slontana per un momento dal contesto amministrativo e tutte queste robe schi e proviamo a lei insieme e a viodi insieme le regole applicate in un test concreto, ma che non la noi ci fa con l'amministrazione pubblica. Dunque noi scovacis di chiappasù, noi comunicazioni sulle associazioni, sui registri, robe del genere, nessune proteste di cittadini per la strada che noi finite di lavorare, ma una roba tanto semplice e placevole anche, però che ha una morale insomma. È un conto, un flabe di Grimm, dai fradis Grimm, voltate per Furlan. Un'operazione che è dalla traduzione dei fradis Grimm per Furlan, che era nascita per un programma radiofonico e dopo è stata operata anche per una pubblicazione, ma diciamo che con qualche cambiamento è possibile simpatico di produrre anche chi in queste nostre occasioni, in questi nostri momenti, in questi nostri momenti di babade insieme. La conte è che dalle tre feminis che affilavano un po' alla volta e lei la storia e viodin toc per toc un po' di reclamare le regole che vi vedute nelle occasioni passate. E ieri une volte une giovine pegre che non aveva voglia di fa nuie. Unedì la Mari si stufà e scominciò a petare fuart. Giusto in quel e passava la regina che l'ave a fa la spese. Allora, qui in quel printò qui vi ho detto, per esempio, l'applicazione dalla regole dalla Z. La Z per Furlan, no, la zovine o giovine o zovine, vi dite che a rint appunto due chi tre che sono, quindi la Z, la G, la Z, d'accordo? Quindi la zovine, che però io ho letto giovine. Invece in queste storie sono delle speraulutis che forse uslassino un po' così, no? Perché non li ho mai chiatati. Per esempio, si stufa e scomincià. Ci sono che i verbs li scrisi in che maniere? A lei il passato semplice, che per italiano si dice il passato remoto. In FS queste robe non lascio un momentino così a bocche vierte, perché? Perché per furlan quando si fa vele non si dà per il passato semplice, no? Si dice mi sono stufato, oppure mi stufavi, non si dice mi stufai, perché? Perché che il passato semplice ha una forme letterarie, dal nostro mood di favelà. Ma il fatto che sia una forma letteraria non significa che non esiste. Il passato semplice per Furlan esiste e anzi si dopre tanto tale parte scritta naturalmente. Dopo in osteria in chiesa potete fare di manco di doprarlo, ma quando scrivin si ha di doprarlo. Ultime robe particolari, ultimi dettagli, io dico la parola regine, non come per la G, no? Che famose lettere STG che a fase diventa mass che dalla base furlane o che dal Friuli occidentale. Ma è interessante che l'aspetto qui il fatto che vi avevo detto che la G ha nome un grafeme che ha il suon G, esattamente come Ch ha il suon Ch, cioè C ilunghie rint Ch. Dopo aiul per farci una vocale, quindi regine, la I si ha di mettile, d'accordo? Non è che siccome è già la ilunghie allora non covente mettile, no, la ilunghie non c'entra un oste di noi, quindi re, gli, con la I, ne, d'accordo? Perciò dato io a Toffie che si sinta vai fin in place, la Mari, per non svergognare davanti alla regine, e contà une bausie. Maestat, me fie e lavore masse, e che non va ben, perché io ho sui poarete e non hai avonde robe di dai. Non sei più ce fa qui. Benedette Mari, o porterai vostre fie tal gnocchi stiel, che lì e potrà filà finché vuol. Chi i chiatin, proprio dall'inizio, una forme interrogative che vi veduta sono due o tre puntate sin da ora, d'accordo? Perché i datu io, i dastu, ma si può leggere anche i datu, perché dopo
disin un conto alle che si scrive, dopo la lettura naturalmente venga adattata alla maniera di favela di ogni dun, no? Come che dis giovin e non dis zovin, così dis datu come domanda e no dastu, però ognuno dopo alla lei dalla sua maniera, va di al bene. Però si scrive così. Dunque la forma interrogativa che avevi detto, tu là che il pronom personale dopli va a finire da ur dal verb. Altri particolari che vi già chiatat in pensensi che tutti infinis dalla prima, dalla seconda e dalla quarta coniugazione hanno l'accento dopli e all'utegni sempre, anche se dopo si tacca un pronom, va di al bene. Dunque, vecchia che si torna a chiamare la slide un momento, i chiatin svergognale, quindi svergognarla, non hai avonde robe di dai, non ho abbastanza materiale da darle. Dunque, anche se dopo si tacca il pronom, l'accento doppio resta sempre. E sempre a proposito di accento doppio, vi ho detto appunto che sono di qualcuno di che sperauluti, scurtis, che i pronoms, gli etis, eccetera, che hanno l'accento doppio. In particolare, per esempio, dall'espressione me, fie, d'accordo? Per se che è femminile. E così, per esempio, il pronom ie, con l'accento doppio. E così la giovine monta in carrozze e vie. Rivadis in tal chistiel, la regina i fasevi di 3 grandi stanzis, plenis fin sul soffit, une di lin, une di chianaipe e une di lane. Frutte, se tu rivis ad ore di filà tutte queste robe, ti darai gnofi per marit, e tu diventeras principesse. Che il tocchi, una curiosità, ti vi ho detto il discorso della doppia S, va bene, che vi dite che non è una vera doppia, è la maniera di rendere il sum s dur, sort, tra dos vocals, invece dos vocals. Ben? Dunque principesse, non è una doppia, non si dice principesse, no, come parliamo, è principesse, ma la S, pare si pronunciate così, si ha di scrivere le doppie. Stes discorso va per parole all'inizio, che la parola così, così con dos S. Ha una curiosità, i dicevi, le doppia S, che non è doppia, ma è un grafeme, cioè una maniera di scrivere un sun, come che le per italiano, gli, gne, sh, che robe lì, no? E come che le per furlan, ch e gli. La conseguenza quale che è? Che la doppia S, questa è una curiosità per disin sophistics dal scrivi furlan, la doppia S non si può separare, perché non sono due S, è un unico segno fa di due lettere. Dunque, quando io voi a capo, per esempio, QC, scriverai Q a capo, sì, con tutte queste due S a capo, e no QS, sì. Questa è una conseguenza del fatto che la doppia S non è una doppia. La giovine, immaginassi, con la sflacchia che aveva, neanche in 300 anni non sarebbe arrivata a finire. E così è passato 3 giorni senza muovere un date. Qui vi ho detto una piccola particolarità, la parola eins, questa non l'avevo indita prima, ma sapete che il plurale in generale si fa soltanto una S, no? E vi ho anche detto una roba importante in una lezione che davanti alla S non si ha di tirare via nuie, no? Tipo frut, plural frus, la T di resta si scrive frutus. Chi si chiama invece davanti un'eccezione, naturalmente, perché la parola è un'eccezione per quel che ha solo in estris cognoscensis, no? Perché la parola an al plural fa eins e si scrive agnes con la gn, d'accordo? Dopo si lei, io lei eins, per esempio. Parole qui che lei eins. La terza die torna dentro la regina, che chiatà dut come che lo aveva lasciato. Maestat, gli disse la giovine, mi displas, ma o soi così avvilide, non soi usate fur di chiase. Va bene, rispose la regina, o puoi scappare la tua maluserie. Doman però mettiti sotto. Dos robuti su questo piccolo tocut, su queste frasi. Il prim, giusto la parola finale, mettiti sotto, cioè mettiti sotto, cioè impegnati. Qui vengono esempi di quel che vi avevo detto la volta passata dai verbs analytics. Mettisi sotto vuol dire impegnarsi. Non è il discorso dei verbs fas di doi talks, no? Un verbo semplice di base e una verbi, una preposizione che completano il verbo e gli danno un significato differente. Un'altra roba interessante invece è l'uso degli speraulis, che vin avvilide. Ci vuole dire avvilide? Esiste anche per italiano avvilito, ma in tal particolare vuol dire triste. E questa è una roba curiosa e interessante che riguarda il lessic. Perché che per italiano la parola triste, nel senso di
di cattivo umore, d'accordo? Per Furlan non ha una corrispondenza immediata similare, cioè triste per Furlan non vuol dire triste, triste vuol dire cattivo. Allora, se non si dice triste per Furlan, sono diverse possibilità, si dice avvilit oppure malcontent, sono le due forme più semplici, ma dopo sono altre, per esempio suturni, dipende un po' anche dalla sfumatura che si vuole. Di sicuro non disarin i suoi trist, perché i suoi trist vuol dire sono cattivo, d'accordo? Dopo un toc, intanto che la giovine era sul barcone, e vide passare per strada tre femminis. La prima aveva un pit così grande che con un passo faceva tutta la strada. La seconda aveva il lavri di sotto così grueso che lo striscinava per tiere. E la terza aveva il polear così largo che faceva un brene sotto dal sorelli. Scolte i diserin lis tre femminis. Se tu imprometis di invidarnos a gnocis, no ti aiutarin. Tu poderàs contar che ho cinc cusinis drettis. Benon, fate! E così che stre a entrare in dentri e a scominciare a filare di squindon. La prima e tirava fuori il fil dal grum dal lin e fraccava la ruede de corlette col pidon. La seconda lo bagnava col lavron e la terza lo torteava e batteva sulla tavola col dedon. La prima di a finire in il lin, la seconda la chianaipe e la terza la lane. In questo tocut vi ho interessante l'uso ripetuto dall'accent doppli, un po' in tutte le sue funzioni, una vocale lunga, con valore distintivo per i pronomi, con l'infinito e via discorrendo. Mi fermo in un momento a vi ho di la parola che es, no? Quella, quelle, perché è importante in quel caso, perché non si fa la differenza che rispetto alla congiunzione che invece vuol dire, corrisponde al italiano che. Quindi, ripetiamo, che con l'accento doppio vuol dire quella, che senza nuie vuol dire che, semplicemente come per italiano. La regina non credeva i siei voi, contente come une pasche, e visa il re e scominciò a preparare per gli gnoccis. Anche il principe gli era contento, perché aveva sposato una giovane brave e lavoratore come nessuna. Chi si ferma in nome a riguardare, vi la parola voi, no? Occhi, plural di voli, che vi dit che per Furlan il plural si fa con la S, mancul che certe categorie di parole. Una è che è dalle parole che finiscono con la L o con la li, d'accordo, come voli, che fanno in plurale in i, voi, quindi genoli, genoi, pedoli, pedoi, ma anche per esempio chiaval, chiavai, occhial, occhiai e via discorrendo. Chi vi dice che non è una vera I, ma le fie di una palatizzazione dalla L. Maestà, e disè però la giovine, o hai di domandare un plasè. O hai tre cusinis drettis, che urvuei tant ben, poi dio fali svigni agnocis. Ma dal sigur, frute me. Così, quanche ducchia ierin già in taule, li tre femmini sai entrarin e si sentarin d'ogni dalla novice. Con quel pidon, con quel lavron e con quel dedon che avevin, a fasevin fin impression. Anche in quel tocchi vi ho sempre il discorso dal plural palatalizzato, no? Che il duc, che è il plural di dut, vi avevin detto, no? Le parole che finiscono con la L o con l'I, dopodiché qualche altre parole, per esempio dut, fa duc, tant, fa stanche, oppure dint, fa dintje, chest, chestie, e dopo, se si pensa, sempre tutti i nouns di attività o di aggettivi che indichino una particolare propensione di una persona, un modo di pensare di essi, no? Tipo un professionista, professionisti, dentist, dentisti, ottimist, ottimisti e via discorrendo. Scusai, pognagne, gli domandò il principe alla prima. C'è mai che avessi un pit così grande? Frugno, a forza di fraccare il pedal dalla corletta. Scusai, pognagne, gli domandò la seconda. C'è mai che avessi un lavri così gruesso? Frugno, a forza di leccare il lin, la lana e la chianaipe. Scusai, pognagne, gli domandò la terza. C'è mai che avessi un polear così largo? Frugno, a forza di torteare il lin, un'osservazione minuscola, vi ho detto per la forma gnagne, no? Che è la forma familiare per agne, cioè zia, d'accordo?
Allora il principe all'eda la regina e gli disse: Mari me ascoltaimo ben, di cumò in devant la me nuvice non varrà mai più di fila in vite so, se non volesse rovinare la sua vita e la me felicità. E così d'inche volte la giovine hanno poi battuto un cloud. Allora, a parte la morale finale che può essere discutibile, si sta, però insomma, è segno che il mondo è sempre stato compagno, no? È interessante che viodin più volte si ripetuto proprio l'uso dei pronomi aggettivi femminili, no? Possessivi, che hanno l'accento doppio. Infatti viodin la so vite, la me felicità, in vite so, la me nuvice, Mari, me, sempre con l'accento doppio, perché sono femminili. È importante questa distinzione, vadi al bene, giusto per non sbagliarsi, insomma. Insomma, con queste storiute spero lisere, spero che la vedi capire anche tutte, ma disin un momentino così in relax. E vi finiti i nostri piccoli corsi di Furlan. Spero che usiate restate al chiaf alc, casomai se si dismenteas basta tornare via degli spuntati di prima e i fastidi sanno sono. Qui sa che non si torna via in altre occasioni, poi in davanti, magari imparino anche in poi dalla lingua furlana. L'importante è che l'hai per il momento alle nomone robe. Conoscete il furlan? Doprailo. Non conoscete il furlan? Provai. E dopo queste regole di vita, us saluti e us do appuntamento. Ah no, nessun appuntamento, vi finito il corso. Orpo. Buon. Mandi e a un'altra volta. Arrivederci.